qui a passo di marcia arriva il nostro grandissimo generale Figliuolo. Generale, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli spettatori. Ma guardi che io sono il generale Figliastro, non quello famoso, quello del padre del figliolo e del figliolo del prodigo. Vabbè, mi scusi, ma e allora? E allora, siccome il lavoro è assai, noi ce lo siamo diviso, così come le medaglie. Come può vedere, questa medaglia me l'ha data uno all'ONU, quest'altra me l'hanno data a Pristina e l'ho dovuta un po' ripristinare perché si era rotta. E questa qui l'ho fatta col sugo del ragù di mia moglie e non va più via. Però poi io ho la croce d'oro, la croce d'argento e mia moglie dice pure che sono una bella croce. Battaglia! Ta 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 ta. Ricomincia la battaglia. Generale, ma che sta facendo? Scusi, Mi scusi, ma mi pensavo ai bei tempi in guerra quando giocavamo a bocce con le bombe a mano. E come sarebbe quelle bombe a mano? Oh? Però erano quelle già esplose. Adesso mi occupo di vaccini e di mascherine. E per la verità ho preso persino Zorro come testimone della mia campagna. Ma lui una volta mette le mascherine sopra la bocca, una volta sotto. Sono molto meglio le donne, bravissime. In che senso però? Ma nel senso che l'altra sera ho fatto un'ispezione in un club privé e tutte le donne infallibilmente indossavano la mascherina. Generale, senta, ma lei che vaccino ha fatto? Ma guardi, non è necessario che io faccia il vaccino perché io bevo il latte vaccino tutti i giorni. Adesso però io la saluto e mi raccomando, si mette la mascherina che con quella faccia sta anche meglio. Ecco, però prima di congedarsi ci dia un esempio del suo modo di operare. Ma guardi, è presto detto, l'altra sera in Puglia ho fatto prigionieri 3 senza il Green Pass, ma siccome mi trovavo a Monopoli li ho mandati in prigione direttamente e senza passare dal via. Battaglia! Ta 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 ta. Postala con quella divisione da questa parte, non di là. Bene, allora non disturbiamo ulteriormente il generale che sta studiando nuove strategie per convincere gli italiani a vaccinarsi e noi ci congediamo alla prossima. Di qua, ho detto. Ciao ragazzi, di qua.